ore 11 Maerne di Martellago suonano le campane della chiesa intitolata ai Santi Pietro e Paolo davanti agli occhi ammirati di 160 bambini che rappresentano i 12.000 piccoli veneziani accolti nelle scuole paritarie aderenti alla FISM in provincia. Una situazione drammatica per tutte. Il bilancio di quella di Maerne di Martellago ogni anno registra una perdita tra i 20 e i 30.000 euro e a ripianarla ci pensa la parrocchia. Basterebbe poco allo Stato far funzionare queste realtà antiche, preziose e anche ricche di risorse. A Maerne di Martellago la scuola è frequentata da 181 bambini, 161 alla materna, 20 al nido integrato. Ci lavorano 7 insegnanti, la coordinatrice che è una religiosa, una cuoca, un aiuto cuoca, una ausiliare, una segretaria. Una piccola azienda che se non ci fosse il sostegno della comunità chiuderebbe. Io sono un parroco e devo amministrare un'azienda con 15 dipendenti, che se pensiamo bene poi è anche un ristorante perché sforniamo 180 pasti. È un luogo pubblico, è una scuola, quindi progetti educativi, didattici, è un luogo di sicurezza. Come lui 133 parroci nel veneziano, rappresentanti legali di scuole che in molti comuni rappresentano l'unica offerta del territorio, mancando una scuola statale o comunale che per sopravvivere fanno di tutto. Dobbiamo tutti gli anni, tutti i momenti organizzare bancherelle, mercatini, pesche di beneficenza. Scuole paritarie, ribadiscono, qui lo Stato chiede molto. Tutti gli anni ci dicono naturalmente vediamo questo, vediamo quell'altro e abbiamo visto poco o niente, anzi si stanno ritirando un po' tutti. Abbiamo 2 bambini in difficoltà, non ci pagano neanche gli insegnanti di sostegno e questo è grave.